Ciao a tutti e benvenuti al SIRPod, il podcast della pallacanestro, la voce della pallacanestro Nuoro. Tu non ridere, perché sei a fianco a me in questo mitico viaggio. Siamo qui, puntata numero 0, per presentare il progetto. Quindi l'obiettivo del SIRPod è quello di raccontare storie, aneddoti, diffondere la cultura della pallacanestro, in particolare nel contesto chiaramente nuorese. Al mio fianco c'è un degno rappresentante di questo sport a Nuoro, il mitico Sergio Pica, nonché uno dei miei amici del cuore. Ciao Sergio. Ciao a tutti, buonasera. Sei teso, sei un po' di tensione. Come prima della partita. Esatto, un pochino come prima della partita. Quante partite hai giocato? Tantissime, considerando che sono 25-28 anni che gioco a pallacanestro. Ogni campionato composto da una ventina, una trentina di partite almeno. Tu non hai mai smesso? Qualche anno per infortunio sì, però in linea di massima. In linea di massima mai. Cioè, l'obiettivo del podcast è non far smettere le persone di giocare a basket. Questo è l'obiettivo. Ma in realtà la tentazione di mollare a 16 anni ce l'ho avuta anche io. Ho preso magari alla prima ragazzina queste fesserie qua, sì, però poi ovviamente la passione prevale, ha vinto la passione. Quindi 28 anni. In realtà un pochino di più, perché ho iniziato all'età di 7 anni, al momento ne ho quasi 38, però considerando gli anni in cui si fanno i campionati ufficiali, più o meno sono... Sì. Da quanto giochi nella prima squadra? Da che avevo 13-14 anni. 13-14? Sì, noi io e Claudio abbiamo iniziato prestissimo. 12 anni ci hanno inserito, 13-14 anni, 14 anni più o meno abbiamo iniziato a giocarci effettivamente e quindi a far parte di quel roster a tutti gli effetti, ecco. Cosa è cambiato secondo te a Nuoro rispetto a quando eravamo piccoli noi in termini di pallacanestro? Io ti dico, la prima cosa che noto io è che adesso ci sono i campetti, prima non c'erano. Cioè prima trovare un campetto era un'impresa eccezionale, c'era quello delle grazie, senza la rettina, è immancabile. Sì. Da quel punto di vista lì Nuoro si è evoluta, soprattutto negli ultimi 10 anni hanno tirato fuori 2 bei campetti dove comunque ti permettono di giocare, di andare insomma a qualsiasi ora, trovi sempre un bel movimento anche di ragazzi abbastanza insomma piccoli che cercano insomma di evolversi lato cestistico, perché comunque è importantissimo riuscire ad allenarsi, quindi a dedicare del tempo anche extra palestra, extra allenamento. Quella è la chiave, no? Io mi ricordo anche Giuseppe ci diceva sempre: cercate di passare il più tempo possibile con la palla in mano, no? Perché poi ti aiuta col ball handling, con la... È solo che il problema è che mancavano i contesti. Io giocavo a casa, gli facevo il coglione così. Alessandro che stava giù, c'era mio cugino, e io palleggiavo tutto il giorno a casa, facevo la testa così alle persone. Però era l'unico modo. Invece adesso comunque con il fatto che ci sono un po' più di campetti... Sì, ma anche noi come pallacanestro Nuoro abbiamo trovato una soluzione proprio fuori dal CONI con 2 canestri, in maniera tale che comunque i ragazzi, anche se vogliono andare un'oretta prima dell'allenamento, possano divertirsi tra di loro, fare insomma 2 contro 2, 3 contro 3, i classici da campetto. Esatto. E l'altro aspetto secondo me che è cambiato, non tanto magari questo a Nuoro quanto un po' a livello globale rispetto a quando eravamo piccoli noi, è che c'è la possibilità di vedere molta più pallacanestro, no? Io ho visto, adesso l'altro giorno eravamo in palestra, così stavo guardando appunto i nanetti, i bambini che giocano, bellissimi, già a un'età, insomma, quanti anni avevano? 10-11 anni? Sì, 11 anni, 11-12. Esatto, cioè facevano dei movimenti che io li guardavo e dicevo: ma questo dovranno imparare, ok, sì, lì, giocando, però cioè, avevano proprio una maturità secondo me differente rispetto a quella che potevamo avere noi alla loro età, e secondo me una delle chiavi è, oltre chiaramente al grande lavoro degli allenatori che stanno facendo con loro, che sicuramente anche quello è evoluto nel tempo, anche la possibilità di guardare un sacco di pallacanestro in più attraverso chiaramente l'online, no? Ora è molto più semplice, nei nostri tempi c'era... Le videocassette, le videocassette di Michael Jordan, c'era il cofanetto che lo squagliavamo, lì per lui c'era Come Fly With Me, Above and Beyond, cioè tutte quelle robe. Era più complesso vedere basket e cercare di capire basket. Oggi è tutto molto più semplice, perché comunque nell'era moderna è facilissimo trovare dei video, ma anche proprio che ti spiegano i movimenti fondamentali. Per esempio noi abbiamo visto un bambino che a 11 anni già difendeva il pallone col corpo, che erano delle cose che non si erano mai viste ai nostri tempi, sono cose che abbiamo imparato molto più avanti, e dovendo mai lottare con una bestia che è doppio di noi, okay. Invece loro hanno la possibilità, ovviamente la passione quindi di provare poi in palestra, però hanno la possibilità di vedere delle dinamiche che
che ai nostri tempi era più complesso da vedere, proprio anche in termini di slow motion, cioè, quindi riescono a capire un movimento o una meccanica di un movimento che è molto più impattante, quindi per il bambino. Infatti oggi sono molto più avanti, e poi soprattutto sono molto più avanti perché hanno la possibilità di accedere in palestra da un'età molto più, cioè prima si iniziava a 6, ma era già raro, 7-8 anni, oggi si può iniziare a 4-5 anni, quei 2-3 anni di pallacanestro in più fa tutta la differenza del mondo, perché arrivano a 11-12 anni che hanno le competenze che potevamo avere noi con grossi impegno a 15-16 anni, quindi comunque acceleri il percorso di crescita e brucia alcune tappe. Ogni tanto però. Sì. Riuscire ad avere delle attitudini tecniche anche legate al palleggio, alla postura del colpo, eccetera eccetera, già da un'età così bassa, insomma, ci fa capire che funzionano, perché loro lavorano bene, e soprattutto ci fa capire anche nei campionati che svolgiamo che i risultati parlano da soli, in sostanza, che comunque i bambini crescono bene, riescono ad avere delle doti tecniche e fisiche, perché comunque si lavora molto anche sul lato fisico, quindi di coordinazione motoria, e quindi si riesce ad andare più veloci, più spediti, in maniera tale che poi all'età in cui noi abbiamo imparato quelle cose, loro stanno già imparando un po' di aspetto tattico e tecnico che poi servirà un domani per una esperienza un pochino a livello un pochino più alto, no? Cioè, si gettano le basi appunto per fare in modo che se magari uno ha un talento, comunque ha la possibilità anche innata, chiaramente, perché poi la parte di talento chiaramente fa sempre la differenza, però secondo me prima c'era meno il presupposto, anche se uno aveva un grande talento, però poi mancavano un pochettino le basi per fare in modo che poi uscisse bene fuori. Invece adesso si sta creando questo. Da questo punto di vista ti chiedo una cosa, come è cambiato? Tu chiaramente rispetto a me, che io poi sono stato via, sono mancato tanto eccetera, hai un occhio privilegiato, no? Per cui come è cambiato il lavoro degli allenatori nel corso del tempo, no? Rispetto magari a quando eravamo più piccoli noi, insomma adesso hai visto un'evoluzione da questo punto di vista. Noi siamo cresciuti dagli allenatori storici, da colonne importanti della società, Giuseppe, Vincenzo De Lucia, eccetera. Diciamo che a oggi ci sono delle figure che sono un pochino più professionali, quindi parliamo di allenatori non solo ex cestisti che quindi conoscono bene la pallacanestro, ma che lavorano anche l'atto tra virgolette scolastico universitario per riuscire a essere più performanti in quel tipo di dinamica lì. Si vanno a seguire non solamente quindi l'aspetto cestistico, ma anche l'aspetto motorio, che è fondamentale per poi giocare a pallacanestro, anche un aspetto emotivo, comunque è un aspetto importante, perché i bambini nella loro fase di crescita come tutti insomma hanno degli ostacoli e vanno un pochino aiutati a capire come proseguire nel loro percorso di crescita, non solo cestistico ma anche personale. A proposito di percorso personale, no? Che secondo me è uno dei grandissimi valori che questa società poi incarna fondamentalmente, no? Cioè la parte sportiva è fondamentale, però è uno strumento in realtà, no? È un veicolo anche per giocare un ruolo sociale importante nella città di Nuoro, no? Che è quello che noi poi abbiamo vissuto su di noi, nel senso, cioè la capacità di questo sport, di Giuseppe in primis e anche di tutto il contesto che si è creato attorno, di prendere i bambini e portarli via dalla strada da un certo punto di vista, no? Che è sempre un termine magari un po' altisonante, però in realtà è la verità, perché poi a Nuoro possono, cioè come in qualunque altra città, per capirci, però anche qui insomma si possono prendere varie strade, per cui essere indirizzati verso la palestra, verso lo sport ti fa crescere con dei valori che poi alcuni capiscono immediatamente e ti consentono di non trovarti in alcune situazioni, altri magari li scoprono all'interno dopo e quindi c'è il seme germoglia più tardi, però intanto il seme è stato piantato, quello fa tutta la differenza e ti ritrovi con degli strumenti, con un background anche a livello personale che poi può fare la differenza. Io l'ho visto lavorando anche nel mondo aziendale con Antonio che è di Viestro, che è un'altra persona che insomma adesso ultimamente abbiamo ricoinvolto all'interno della società e con la quale appunto faremo una puntata, quindi ne abbiamo parlato spesso con lui, no? Di come questo grande lavoro che è stato fatto su di noi in palestra da piccoli ce lo siamo poi ritrovati in contesti anche più maturi, aziendali eccetera, abbia fatto la differenza. Quanto è importante secondo te questo aspetto qua? Beh, come si dice, diciamo, in agricoltura raccogli quello che semini, non tutto lo puoi raccogliere con le tempistiche che ci siamo prefissati, c'è chi ha bisogno di un pochino più di tempo, chi ha bisogno di un pochino meno tempo, però senz'altro
è un'esperienza di vita che ci aiuta a capire che ci sono delle regole da rispettare, ci sono delle mansioni da fare in base anche all'anno, quindi bisogna accettare anche il no dell'allenatore e quindi ci aiuta a crescere, a vivere in un contesto sociale che poi sarà quello che ci riporteremo più avanti, perché la ricerca della concentrazione per una partita, per esempio di pallacanestro, la stessa ricerca che si avrà poi un domani a livello scolastico, a livello universitario, a livello professionale, la ricerca di una risoluzione di un problema, quindi per magari un giocatore avversario che ti rompe sempre il culo in sostanza, e quindi la vita ci propone un sacco di problematiche e però avere quel tipo di mentalità, quindi quella determinazione nel voler raggiungere l'obiettivo, senz'altro ci porta a trovare una soluzione un po' a tutti i problemi e riuscire ad andare avanti raccogliendo un sacco di soddisfazioni e quindi comunque facendo anche crescere la nostra autostima. Alla grande, esatto. Secondo me ti aiuta a essere competitivo ma in modo sano, perché comunque la società di oggi è competitiva, non c'è nulla non si può negare questa cosa qua e non per forza deve essere un male, diventa un male se quella competizione tu non te la vivi bene. Esatto. No? Se può intaccare la tua autostima, mentre invece la pallacanestro ti aiuta a competere ma a imparare anche a perdere, no? A prendere la sconfitta tra virgolette non come un qualcosa di persona ma come uno stimolo appunto a migliorare e quindi questa roba qua è determinante. Secondo me in tanti ragazzi in questo momento è fondamentale installare questo tipo di convinzione, questo tipo di lavoro, perché poi viviamo in una società che anche a volte io per esempio nella mia azienda uso tanto i social per lavorare, no? Quindi li ritengo uno strumento determinante, questo podcast lo distribuiremo attraverso i social, quindi lungi da me demonizzare lo strumento, no? Però dall'altra parte è innegabile anche, capito, che alcune dinamiche legate al mondo di Instagram in particolare, queste piattaforme sui bambini possano creare anche delle distorsioni pericolose. Esatto. No? Secondo me questa parte qui invece dello sport, della palestra, dell'impegno quotidiano che ti porta poi ad avere un risultato e quindi a essere soddisfatto del fatto che magari oggi riesco a fare quello che non riuscivo a fare ieri e riesco a risolvere magari determinate dinamiche, problemi, perché comunque i bambini vivono magari dei problemi che vedono grandi, anche se poi magari sono molto piccoli, però li aiuta a capire, quindi gli inculchiamo uno strumento che è fondamentale, che è quindi la ricerca della concentrazione e della voglia di riuscire a risolvere un problema senza scappare, perché comunque è fondamentale avere un problema e risolverlo, è bellissimo fare così, no? Sì, vero, assolutamente. Ok ragazzi, questa era la puntata numero 0, quindi una piccola introduzione a quello che vuole essere questo progetto di comunicazione. Ripeto, abbiamo l'obiettivo di raccontare storie legate alla pallacanestro Nuoro, diffondere un po' di cultura cestistica, sempre legata a questo territorio al quale siamo per ovvie ragioni legati, e speriamo che ci seguiate all'interno di questo progetto. Grazie mille Sergio, noi ci vediamo alla prossima puntata numero 1.